vadi, na sparugati. Move your body, move your body. Move your body. La primavera se arriva e il prassega colora, tutti andemmo in cerca della più bella sparuga. Se mi son date qua, ti va di là, tanto oramai c'è quasi tutto ingrumato. Quanto mi costa questa frittaia, senza spalletta e poca panzetta? Se devo pagare anche la tassa, io dice tutto quel che ne lascia. Finalmente sono andato col bastone mega aiutato, ma la deracca in del bosco la mega bloccata. Ieri 4 sparusine, qualche bruscio qua e là, un madrasso che fisciava e mi sono scampato. Quanto mi costa questa frittaia, senza spalletta e poca panzetta? Se devo pagare anche la tassa, io dice tutto quel che ne lascia. Un bel mazzetto con ingrumà, verso casa sono andato e mi fermo un tipo e mi domanda lo sopnar. Che domando corti vol, lui mi dice a bioi, sempre più amara se sta mia sparuga. Quanto mi costa questa frittaia, senza spalletta e poca panzetta? Se devo pagare anche la tassa, io dice tutto quel che ne lascia. Quanto mi costa questa frittaia, senza spalletta e poca panzetta? Se devo pagare anche la tassa, io dice tutto quel che ne lascia. Bentrovati ancora una volta alle 3 cose da fare per questa domenica e lunedì di Pasquetta. Per quanto riguarda i territori dell'antica contea di Gorizia, una di queste 3 cose va fatta assolutamente prima della fine del mondo. Cominciamo con la nostra serie di eventi distesi, spalmati su 2 giorni. Sapete che alla domenica, in particolar modo Pasqua e Pasquetta, sono giornate per le persone adatte ad andare in giro, adatte ad andare a mangiare fuori, adatte ad andare a fare scampagnate e a fare anche visite in luoghi che di solito non si vedono. E quindi cominciamo con le 3 cose da fare. La prima di queste cose che abbiamo nella nostra domenica, in questo caso domenica 31 marzo, come vedete dalla nostra scheda di Promoturismo FVG, gli alpini del gruppo ANA di Medea saranno presenti sul piazzale dell'Arapacis con lo storico chiosco pasquale per tutti i visitatori del colle e del monumento.
dalle 10 alle ore 20. Stiamo parlando appunto di domenica, descrizione, tradizionale appuntamento con gli alpini di Medea presenti a Pasqua e Pasquetta con il loro stand. Il chiosco sarà allestito sul piazzale della Rapacis e rimarrà aperto dalle 10 alle 20, organizzato da ANA Gruppo di Medea e Comune di Medea. Questa è la prima cosa da fare. Andiamo a vedere la seconda cosa da fare e siamo a Gorizia, è aperta anche di domenica, quindi presumo che alla domenica di Pasqua i musei provinciali di Palazzo Attems saranno aperti. Tra pittori del Settecento, tra Venezia e Impero, arte attraverso i territori del Friuli Venezia Giulia. Ripeto, noi abbiamo preso le notizie dal sito di Promoturismo e qua c'è scritto dunque Palazzo Attems Petzenstein, Piazza de Amicis 2 Gorizia, aperto fino a domenica 7 aprile, quindi la mostra curata da Liliana Carnelutti, Vania Gransenich e Alessandro Quinzi dimostra ampiamente che l'arte non conosce frontiere, semmai fa un limite amministrativo, geografico, politico di un luogo di incontro, di contaminazione, un palcoscenico su cui misurarsi alla conquista di nuovi mercati. La grande esposizione allestita su 2 sedi, Castello di Udine e Palazzo Attems Petzenstein, mette in luce l'osmosi tra le aree storicamente riconducibili alla zona che oggi è il Friuli Venezia Giulia, che fino al 1797, anno della caduta della Serenissima Repubblica di San Marco, fu terra contesa tra Venezia, che esprimeva il suo dominio sulla patria del Friuli, e l'impero asburgico che dominava il Goriziano Trieste e la contigua Slovenia. Visitabile negli orari di apertura al pubblico di Palazzo Attems Petzenstein da martedì a domenica dalle 10 alle 18, come vedete dal sito di Promoturismo FVG. Quindi presumo che anche questa Pasqua saranno aperti, organizzata dai civici musei di Udine e musei provinciali di Gorizia. Andiamo a vedere la terza cosa da fare ed è Monfalcone si racconta. L'ultimo giorno della mostra Monfalcone si racconta, in questo caso siamo a lunedì, siamo a Pasquetta. Monfalcone si racconta, Monfalcone nelle foto storiche di Albino Ogrisek, che dopo sarà Griselli. Si tratta del Palazzetto Veneto a Monfalcone, in piazza praticamente, Palazzetto Veneto, via Sant'Ambrogio 12 Monfalcone, e la descrizione: la mostra si compone di 47 foto originali del fotografo Albino Ogrisek, in seguito italianizzato in Albino Griselli, un importante fondo storico recentemente ritrovato presso la parrocchia di San Giuseppe a Largo Isonzo. L'esposizione del fondo fotografico vuole offrire alla comunità un'occasione per riconoscere e conoscere luoghi e vie della città modificati dai cambiamenti intervenuti sul territorio nel corso del primo Novecento. Promossa dal Comune e in collaborazione col CCM e il Circolo San Giuseppe. Ed è tutto per oggi per quanto riguarda le nostre 3 cose da fare che abbiamo spalmato su 2 giorni, su Pasqua e Pasquetta. Non abbiamo altro, vi ringraziamo di essere rimasti con noi, vi passate una buona Pasqua, andate dove vi piace, che è la cosa più bella. Andare nei luoghi in cui si sta bene è la cosa migliore per passare le feste. È tutto, dicevamo, per oggi. Ah sì, se passate sulla nostra pagina Facebook, quella che vedete nello schermo, e ci lasciate un like, ci permettete di tenere compagnia a sempre più persone. Quando comincerete a seguirla, quando sarete informati di tutte le cose che vengono fatte nei territori dell'antica contea di Gorizia, che sono anche gli stessi territori di Go 2025. È tutto, dicevamo, per oggi. Noi ci vediamo fra 7 giorni, stesso posto, stessa ora. Ciao! Gentili telespettatori, buonasera e benvenuti alla panoramica settimanale.
Furio Radin e Marin Corva annunciano la loro candidatura alle elezioni politiche in Croazia sotto il motto Unità e Comunità. La loro candidatura si basa su un solido fondamento di unità e comunità, con l'obiettivo di dare continuità al buon lavoro svolto finora e portare avanti una visione di continua crescita per il futuro della comunità nazionale italiana, dicono i candidati. I nostri nonni, i nostri padri che hanno fondato l'Unione Italiana sanno che i valori sui quali si basa la comunità nazionale italiana e l'Unione Italiana sono i valori di unità e i valori di comunità. E questo è il nostro slogan. In questi ultimi 4 anni, voi sapete che Marin Corva è stato il mio sostituto anche in questi ultimi 4 anni, sono aumentati di molto i finanziamenti da Zagabria, e questo non sarebbe niente se questi finanziamenti non fossero stati usati per fare delle cose molto importanti, cose per i giovani come le scuole, gli asili, ma anche tante altre cose per il tempo libero dei giovani e soprattutto per lo studio dei giovani, e tante cose anche per un segmento, soprattutto negli ultimi tempi, per un segmento che abbiamo dimenticato per tanto tempo e che è il segmento più grande della nostra comunità nazionale italiana, e della terza età. E dunque questo connubio, questo flusso, no, di esperienza da una parte e di vitalità dall'altra parte potrebbero portare e dovrebbero portare a una nuova vita nelle comunità. Molti hanno pensato che si stesse creando una nuova associazione diversa dall'Unione. No, è un'associazione in sinergia con l'Unione Italiana, e dunque le cose buone che sono state fatte proprio in questi contesti e nei contesti delle tantissime attività che hanno fatto le comunità sempre con questi fondi. Noi vorremmo continuare con le cose belle e vorremmo finirla una volta per tutte con i personalismi e con le cose brutte, con le cose che non vanno, con le cose che sono purtroppo quasi all'ordine del giorno, ma che dovrebbero finire di esistere. Per questo un connubio, diciamo così, un partenariato fra me e Marin Corva, che c'è stato anche negli ultimi 4 anni, come ho detto, diventa importantissimo, ed è per questo che abbiamo deciso di continuare su questa strada. E per farlo bisogna naturalmente riparlare di bilinguismo, bisogna riparlare di unitarietà, e bisogna tirare fuori quel famoso trattato fra l'Italia e la Croazia che sta nei cassetti dei ministeri con tanta polvere, e che gli stati hanno firmato e poi non ne hanno parlato più, ne abbiamo parlato soltanto noi. Devono parlarne anche gli stati, e per questo viva noi. Nel corso del mandato che si è appena concluso abbiamo lavorato intensamente su numerosi progetti dedicati ai più giovani e ai connazionali della terza età, portatori della nostra identità. L'obiettivo era quello di promuovere l'inclusione concreta dei giovani nella CNI. Negli anni passati, grazie alle sempre più importanti risorse ottenute dallo Stato croato, grazie al lavoro di Furio Radin, abbiamo realizzato iniziative ed investimenti nel campo comunitario, scolastico ed istituzionale. Di vitale importanza sono stati quelli dedicati al mondo scolastico, portati a termine su tutto il territorio di insediamento storico, da Bui a Cittànova, da Rovigno a Pola e a Fiume. Nei prossimi giorni organizzeremo degli incontri con i connazionali per spiegare nel dettaglio il nostro programma per i prossimi 4 anni. Sono pronto ad assumere questa responsabilità con umiltà e determinazione, lavorando
instaccabilmente per un futuro migliore per tutti i nostri concittadini. La questione di Castione è stata discussa nuovamente nell'Assemblea regionale a Pisino, sottolineando che il centro di gestione dei rifiuti a Castione è solo una piccola parte dell'intero processo e il presidente della regione Boris Miletic ha valutato che sarebbe meglio per l'Istria se esistesse una società commerciale che si occupasse sia della raccolta dei rifiuti che del loro trattamento. Quindi, secondo Miletic, tutti i partecipanti al processo di raccolta e trattamento dei rifiuti avrebbero un livello di responsabilità maggiore e si assicurerebbero che a Castione non arrivi di tutto e di più. Attualmente, infatti, la raccolta primaria dei rifiuti spetta alle aziende comunali, cioè ai comuni e alle città. Basandosi su tutti gli accordi precedenti, sosteniamo che tutte le autonomie locali della nostra regione che partecipano al rimborso del prestito per la costruzione del centro partecipano in comproprietà, ma cosa ancora più importante, acquisiscano la gestione diritti affinché la società Castione non sia un corpo estraneo alla società di servizi pubblici, ma una parte del sistema in comune, ha affermato così Miletic. Imamo dobre primjere prakse u Europi. Abbiamo buoni esempi del settore in Europa. Abbiamo visitato un sistema nel nord Italia che è il migliore esempio in questo settore. Funziona molto bene come tale. Pertanto, se parliamo di questo mandato, e dopo quasi 3 anni di mandato, sono lieto che il proprietario di maggioranza, la città di Pola, abbia riconosciuto la necessità di una ristrutturazione della proprietà, che è stata discussa più volte e con il coordinamento del sindaco, perché sono loro, secondo l'ultima analisi, i responsabili delle stesse società di servizi pubblici. Solo in questa sinergia congiunta possiamo raggiungere questo obiettivo. Castione come tecnologia indiscutibilmente di alta qualità, perché spesso è stato discusso che questa tecnologia non soddisfa. Questo semplicemente non è vero, secondo quello che dicono gli esperti del settore, e non la politica che può qualvolta politicizzare. Tuttavia, se sappiamo che la capacità giornaliera del centro stesso è di 390 tonnellate, non potrà raggiungere le 500 tonnellate, e se su questi 500 più del 60% è di umido, allora questo sistema semplicemente non le può elaborare. Il vicepresidente Tullio Demetlica ha parlato del piano di gestione dei rifiuti che la regione istriana è obbligata ad adottare. Tuttavia, sottolinea, non abbiamo né i meccanismi né gli strumenti né l'autorità per dire alle autonomie locali dove dovrebbero essere gli impianti di biogas, compostaggio o selezioni. E qui sta il problema. Viene puntato il dito contro la regione per qualcosa per la quale non ha alcuna autorità legale. Ha concluso così Demetlica, rilevando che finora per le stesse ragioni o per ragioni simili nessuna regione in Croazia ha adottato un piano di gestione dei rifiuti. Attualmente a Pola sono in corso i lavori nei cantieri che dovranno essere terminati prima dell'alta stagione turistica. Il sindaco Filip Zoricic ne ha visitato ben 7. La prima visita si è svolta in un cantiere vicino all'edificio principale delle poste, dove sono in corso i lavori di ristrutturazione del muro di contenimento del canale Paragrande. A 100 metri di distanza si trova il Teatro Popolare Istriano in fase di ristrutturazione. La ricostruzione di via Trieste, via Mutila e parte di via Dignano è ancora in corso, mentre è completamente completata la sistemazione paesaggistica dell'area verde all'incrocio tra via Palesina e la circonvallazione, vicino alla rotonda verso Marina Veruda. Si tratta del primo di una serie di interventi cofinanziati dal Fondo per la tutela dell'ambiente e l'efficienza energetica, attraverso il bando pubblico per il cofinanziamento diretto dell'attuazione delle misure di adattamento ai cambiamenti climatici provenienti da documenti strategici e di pianificazione nazionali e locali. Ebbene, direi che questi lavori rappresentano come vogliamo cambiare la città e come dovrebbe funzionare la città. Da un'area trascurata, fangosa e polverosa, oggi è un meraviglioso spazio verde, uno spazio di socializzazione, uno spazio di svago, uno spazio verde, e questa è la strada che stiamo seguendo. Qui oggi, come voi stessi avete chiesto, visitiamo i cantieri di Pola. A Pola si lavora davvero e oggi dirò liberamente che da molto tempo non si lavorava così tanto nella nostra città, per non dire menzionare i lavori di ristrutturazione delle facciate in corso.
Eravamo qui per vedere il teatro, il nostro teatro popolare istriano, che dopo 40 anni, per molti versi anche più di 100 anni, si avvicina alla fine della sua ristrutturazione. Abbiamo visto i lavori intorno alla posta che procedono, i lavori in via Mutilla, i lavori in via Trieste, i lavori a Montegrande. Non c'è parte della città dove non stiamo facendo qualcosa e lo facciamo bene. Ci impegniamo in ogni comitato locale, in ogni via, ma c'è anche tanto lavoro che ci aspetta, ne siamo consapevoli, sono felice che qui è stata ristrutturata una zona abbandonata e questo è una cosa veramente bella. Zorici ci ha visitato anche il cantiere dell'asilo centrale in via Risana 141-2-3, dove sono in corso i lavori di ricostruzione e ampliamento dell'edificio dell'asilo. Si tratta di un progetto che dovrebbe risolvere completamente il problema della mancanza di alloggi per i bambini da asilo nido nella più grande città dell'Istria. L'osteosarcoma, un tumore maligno delle ossa. Ha preso la vita di Dina Pervan-Rabelo all'età di 31 anni. In onore dell'eccellente atleta, ogni anno presso l'Idrobase di Pola viene tenuta una corsa memoriale di beneficenza e fondi raccolti vengono donati ai bisognosi. Quest'anno gli organizzatori della corsa hanno deciso di donare i fondi all'ospedale generale di Pola. Il reparto di medicina interna e oncoematologia dell'ospedale generale di Pola ha ricevuto una lodevole donazione del valore di 14.000 euro. Si tratta di fondi raccolti nell'ambito della terza corsa memoriale Dina Pervan-Rabelo, organizzata in onore della prematura scomparsa di Dina dai suoi amici e dal club femminile di tennis tavolo di Pola. I fondi vengono donati ai bisognosi e poiché Dina stessa ha ricevuto trattamenti di chemioterapia presso l'ospedale di Pola, i donatori hanno deciso di devolvere l'importo di quest'anno al reparto di medicina interna e oncoematologia dell'ospedale generale di Pola. Dina è stata una grande motivatrice. Cosa direbbe oggi se vedesse tutto questo? Troppe emozioni. Sono sicura che sarebbe stata felice. Lei stessa era molto orientata all'umanitarismo. Ha sempre avuto un grande desiderio di ricambiare tutto l'aiuto che le è stato dato. Sono sicura che è felice, ovunque sia. Parte della somma, ovvero circa 8.000 euro, sono stati spesi per le poltrone utilizzate dai pazienti oncologici durante le terapie, mentre 6.000 euro sono stati utilizzati per l'acquisto di un analizzatore ematologico. Si tratta di un piccolo dispositivo che abbiamo stabilito qui nell'ambulatorio e che ha la capacità di analizzare l'emocromo, ovvero i parametri importanti per noi oncologi quando dobbiamo verificare che i pazienti oncologici soddisfino i criteri per ricevere la chemioterapia quel giorno. Questo di solito viene fatto nel nostro laboratorio e il vantaggio di questo dispositivo è che per i pazienti che fanno l'esame qui da noi i risultati sono pronti in 10 minuti. Non devono quindi andare in laboratorio, farci la fila e poi tornare di nuovo qui. In questo modo il loro percorso verso l'applicazione della chemioterapia è reso più semplice e veloce. È da tempo che avevamo previsto e desideriamo questa attrezzatura e con essa miglioreremo sicuramente la qualità del servizio ai pazienti oncologici, ha sottolineato Budisavljevic. Sfortunatamente il cancro maligno alle ossa ha preso la vita di Dina Pervan-Rabelo all'età di 31 anni. La corsa di beneficenza organizzata in suo onore attira ogni anno un numero crescente di volontari, corridori e camminatori. La corsa dell'anno scorso ha superato tutte le aspettative degli organizzatori, che si stanno già preparando per la quarta corsa di Dina Pervan-Rabelo in programma per il novembre di quest'anno. Naturalmente una delle componenti più importanti è sempre il fatto che si tratta di un evento volto alla beneficenza, il cui obiettivo è restituire alla comunità quell'aiuto che l'intera comunità ha prestato a Dina quando ne ha avuto bisogno. Dubravka Vitali Cepo, professore presso la Facoltà di Farmacia e Biochimica di Zagabria, ha tenuto una conferenza presso la Biblioteca Universitaria di Pola sul tema dei cambiamenti climatici, delle malattie esotiche e dei modelli alimentari innovativi. Il focus della conferenza ha riguardato gli aspetti della salute più rilevanti per la nostra regione, ovvero gli effetti delle ondate di calore e l'insorgenza di nuove malattie infettive.
Per quanto riguarda l'impatto delle ondate di calore, è particolarmente importante per le aree urbane e la Croazia è molto vulnerabile in questo contesto. Secondo le ultime ricerche, siamo il paese con la più alta mortalità nelle città causata dalle ondate di calore, e ciò è dovuto sia alla nostra posizione geografica che alla nostra impreparazione ad affrontare le ondate di calore. L'esposizione sempre più frequente alle temperature estreme, ai vari eventi meteorologici, aumenta la mortalità e peggiora la qualità della vita, colpendo principalmente coloro che sono i più vulnerabili: bambini piccoli, donne in gravidanza, anziani, malati cronici e persone con un basso status socio-economico. L'intensificarsi dei cambiamenti climatici si rifletterà principalmente nell'aumento delle malattie cardiovascolari, respiratorie e mentali, così come nelle malattie infettive, con cui finora non abbiamo avuto a che fare. Queste sono malattie che sono ancora sporadiche, malattie causate dal virus Zika, la dengue, la chikungunya, la malattia del Nilo occidentale e così via. E le malattie trasmesse da vettori che abbiamo da tempo sono la malattia di Lyme e il virus dell'encefalite trasmessa da zecche, che stanno diventando sempre più diffuse. Quindi sicuramente è un'area su cui dobbiamo concentrarci. E bisogna prestare attenzione anche all'alimentazione. I modelli alimentari occidentali rappresentano uno dei maggiori fattori di pericolo per la nostra sanità pubblica, sottolinea Vitali Cepo. Un'elevata consumazione di cibo processato mette un enorme carico sul pianeta in termini di emissioni. Quindi è interessante notare che implementando politiche alimentari alternative possiamo avere un impatto significativo sulla nostra salute e sulla riduzione delle emissioni. La conferenza è stata tenuta nell'ambito del progetto Biblioteca Verde, organizzato dalla Società dei Bibliotecari dell'Istria e dalla Biblioteca Universitaria. Si tratta del progetto più longevo della Società dei Bibliotecari dell'Istria. Questo progetto è in corso da 13 anni. È iniziato nel 2011. La Biblioteca Verde è un progetto che mira a sensibilizzare sulle questioni ambientali, sulla società sostenibile e sulla necessità di progettare l'ambiente. Nel prossimo periodo la biblioteca universitaria sarà piena di temi verdi. Veljko Armano Linta presenterà il suo libro Architettura rigenerativa. Mladen Domazet parlerà a Pola nel contesto della transizione a basse emissioni di carbonio. Ivana Keser parlerà della costruzione delle città resilienti, mentre Martina Zajec e Filip Pračić discuteranno di architettura sostenibile e ecologia oscura. In questi giorni si stanno intensificando i lavori per la costruzione del centro calcistico di Fasana, che fa parte di una serie di progetti capitali del comune di Fasana. All'ingresso di Fasana dalla direzione di Pola, di fronte al centro commerciale Plodine, è in costruzione il centro calcistico. Gli addetti ai lavori dell'impresa Gajana Coop stanno eseguendo i lavori di sterro. In questo momento è in corso un ampio scavo del campo di calcio fino alla profondità necessaria per il drenaggio. Dal materiale scavato, cioè dalla quantità di terreno scavato finora, viene abbellito l'ambiente circostante del futuro campo di calcio. Il valore dell'investimento è di 1,3 milioni di euro IVA esclusa e il tempo previsto di esecuzione dei lavori è di 5 mesi. Con la costruzione del centro di calcio a guadagnarci di più sarà il club calcistico Mladost di Fasana, che non disponeva di condizioni adeguate per allenarsi nel campo già presente del centro di Fasana. Sigurno da smo sretni i zadovoljni što se to konačno pokrenulo. Sono sicuro che siamo felici e contenti che siano finalmente iniziati i lavori. La gente deve sapere che non è adesso, cioè che questo progetto non sarà finito, ma solo in parte. Quello che voglio dire è che si sta costruendo solo questo campo principale, ma è comunque già una grande impresa, perché ancora una volta, anche se senza il campo ausiliario, il centro non è completo. Non può funzionare se le condizioni non sono le stesse di qui.
ma è una cosa grande e i lavori procedono bene da quando sono iniziati. È un'impresa edile veramente seria. Si vede che lavorano davvero 10 ore al giorno e il grosso del lavoro è già stato fatto questa settimana. Quindi ci aspettiamo che la realizzazione di questa prima parte avvenga rispettando i tempi di costruzione previsti. Date le condizioni decisamente migliori che avranno nel club calcistico Mladost, si aspettano risultati sportivi migliori e l'obiettivo del club è quello di giocare un giorno in un campionato superiore, cioè la terza lega croata. Nella seconda fase del progetto, un campo da gioco ausiliario e altre strutture di accompagnamento sono i contenuti previsti dal progetto. Il nuovo centro calcistico sarà destinato sia alla ricreazione dei cittadini che al lavoro delle associazioni sportive, al miglioramento degli sport scolastici e creerà anche le condizioni per lo sviluppo del turismo sportivo, perché i club croati ed esteri userebbero i campi del centro sportivo per la preparazione durante la pausa campionato invernale. Nella sala piccola del centro sportivo Franco Mileta di Albona si è tenuta la Fiera del Lavoro 2024, dove si sono presentati gli imprenditori della zona di Albona, nonché le università di tutta la Croazia. Dopo che l'anno scorso il concetto rinnovato della Fiera del Lavoro fu accolto con entusiasmo, anche quest'anno si continua con l'orientamento professionale nonché di vita dei giovani di Albona, per lo più studenti degli ultimi anni della Scuola Superiore di Albona. L'obiettivo è quello di migliorare a lungo termine la qualità di vita dei nostri giovani concittadini, con la speranza che tornino ad Albona una volta conclusa l'università, se hanno scelto di frequentare un'altra città. Vogliamo anche dare la possibilità a chi decide di non continuare i propri studi in questo momento, di vedere già in questa fiera quali posti di lavoro vengono offerti nella comunità locale, nella nostra città, e di trovare lavoro dopo la scuola superiore. L'idea è di trasformare l'evento in un progetto a lungo termine, che sarà portato avanti dalla città di Albona e dai suoi partner, con lo scopo di coinvolgere tutti i soggetti del mercato del lavoro locale e delle istituzioni scolastiche. Oggi abbiamo qui con noi 25 soggetti. I maturandi sono entrati e si sono sparpagliati per gli stand, perché gli espositori hanno la libertà di personalizzare il contenuto delle loro bancarelle. Dalla polizia ai vigili del fuoco, a tutte le aziende e le università presenti. Abbiamo davvero offerte e contenuti diversi e sono felice di vedere che gli studenti sono molto attivi. Tra i tanti, alla fiera si è presentata anche l'azienda Rockwell Adriatic. È meraviglioso vedere così tanti giovani interessati che vogliono sapere dove possono ricevere un'istruzione, cosa possono studiare e dove possono trovare un lavoro. Ospite della fiera è stato il famoso cacciatore del quiz La Caccia, Potjera, Dejan Kotiga, che per l'occasione ha ideato un pub quiz per i maturandi delle scuole superiori. Cerco sempre di fare un buon quiz, adattando le domande al pubblico in modo che i partecipanti sappiano di cosa si sta parlando. In questo caso ci sono un po' più di temi, diciamo, giovani o giovanili, nel senso di più domande pertinenti al film, la musica e lo sport, e meno argomenti come la fisica e la mitologia. Anche quest'anno la città di Albona ha preparato un modo innovativo per motivare i giovani a partecipare attivamente alla Fiera del Lavoro. Sono in palio premi in tutte e tre le categorie: pub quiz, social network e curriculum. Per ognuna delle tre sfide presentate è previsto un premio di 1.000 euro, mentre alla squadra vincitrice del pub quiz spetta anche un buono pizza presso il ristorante Pentola di Porto Albona. Ed è tutto per stasera, ci vediamo domenica prossima alla stessa ora. Buona serata!
Esiste una terra affacciata sull'Adriatico, punteggiata da alti campanili veneziani e vere da pozzo, che adornano graziosi cortili. I palazzi e le vie hanno nomi familiari, come Contarini o Demolino, e per le strade si colgono suoni e parole già sentite. Eppure non siamo in Veneto, anche se questa terra, chiamata già ai tempi di Augusto Decima Regio Venezia et Istria, per molti secoli è appartenuta alla Repubblica di Venezia. Siamo in Istria, nel magico paese di Grisignana, che con il suo circondario rappresenta una vera e propria isola veneta in quella che oggi è la Repubblica di Croazia. E i leoni di San Marco, che svettano sulle porte cittadine, o gli stemmi di nobili famiglie veneziane che ornano gli edifici, sono sempre lì a testimoniare questo indissolubile legame con la Serenissima. Passeggiando per le viuzze di questi borghi, come Buie, Piemonte d'Istria, Portole, Montona, Grisignana, si può comprendere come la storia millenaria di Venezia e del Veneto sia tuttora presente in queste terre sotto svariate forme e testimonianze, come l'arte, l'architettura, la lingua, l'enogastronomia, e si sia mescolata con le altre culture che nei secoli si sono incontrate in questa regione. C'è un'Istria costiera e un'Istria dell'interno. Questa popolazione costiera, da Capodistria, a Parenzo, a Rovigno, a Pola, Albona e così via, era una realtà, diciamo così, profondamente italiana, quasi totalmente di lingua e di cultura italiana. Mentre all'interno c'era questa mescolanza fra persone che parlavano croato, si direbbe ciacavo, il ciacavo è il dialetto croato, diciamo, ecco, e persone che parlavano invece in veneto. Ecco. Questa mescolanza che poi ha finito col preponderare assolutamente, parlavano tutti in veneto in sostanza, anche se di origini, ripeto, diverse, ha creato questa differenziazione fra l'interno contadino soprattutto e la costiera invece marinaresca in qualche modo, con una influenza che si è determinata sotto ogni aspetto della cultura, e materiale e immateriale. La stessa cultura, per esempio, della cucina istriana ha queste mescolanze, ha queste realtà per cui si mescolano il pesce del mare Adriatico e dall'altra parte quella che è invece una realtà fatta per esempio dei maiali che venivano allevati naturalmente nelle stanze dell'Istria. La storia dell'Istria è estremamente ricca e frastagliata. Qui nei secoli si sono instancabilmente sperimentati confini, battaglie e invasioni. Si sono succedute e sovrapposte lingue, religioni, culture e popolazioni diverse. Per tornare ai nostri secoli, dobbiamo dire che il volto dell'Istria è veneziano. Naturalmente c'è anche da pensare a quello che è l'apporto dato da tutte le realtà che si succedono a Venezia, quindi le dominazioni di questo dominio veneto che andava dalle isole greche fino alle Alpi Orobiche, perché il passo di San Marco sopra Bergamo è l'altro estremo, quindi tutta la lunga strada lungo l'Adriatico è fatta del dominio veneto. Ecco, quindi oggi, come allora, l'Istria è sempre stata una realtà multiculturale, plurietnica naturalmente, ma
che ha avuto come strumento di coesione la parlata veneta. La presenza secolare di Venezia ha lasciato una traccia indelebile. La civiltà della Repubblica si è riflessa sulla costa orientale dell'Adriatico e i segni sono tuttora visibili, ben presenti e anche tutelati. Ci troviamo a Casa Tartini, sede della comunità degli italiani, ma casa natale del violinista, e questi affreschi alle mie spalle risalgono all'ultimo quarto del Settecento. Quindi i riferimenti, i rimandi a Venezia e a Padova sono importanti. Padova come centro universitario, come centro in cui si formarono i giovani istriani, e sul territorio la presenza è, diciamo, effettivamente ancora visibile, ma poi anche i simboli della Repubblica, pensiamo ai leoni marciani che non hanno subito la disgrazia di essere abbattuti nel corso delle varie fasi storiche, neanche dopo il tramonto della Repubblica, cosa che invece accadde in molte località, in molti contesti della terraferma veneta, in quelle giornate, diciamo, convulse del 1797. E quindi queste località, magari dell'interno, i borghi, si sono conservati, diciamo, in maniera, potrei dire, quasi impeccabile, nonostante il trascorrere del tempo, ma non hanno subito gli scempi, ad esempio, che magari determinate località della costa hanno subito, specialmente negli ultimi 50 anni, complice anche lo sviluppo del turismo, che spesso e volentieri, diciamo, rincorrendo il profitto, non tiene conto del retaggio e delle testimonianze del passato. Però complessivamente oggi, nel terzo millennio, c'è una sensibilità diversa, c'è una sensibilità maggiore nel recupero, nella tutela, nella valorizzazione, e, diciamo, in questo discorso generale ha contribuito molto la legge della Regione del Veneto del 1994, che ha effettivamente rappresentato un impulso, una marcia in più nel ripensare al periodo, diciamo, di Venezia, che è un periodo lungo, almeno 5 secoli in questi territori, e anche al suo lascito, che è un lascito importante, una testimonianza di civiltà di prim'ordine, e che inserisce questi territori, quindi istriani, nell'alveo della grande cultura europea. I rapporti tra Venezia e l'Istria sono di antichissima data. Venezia era cresciuta come potenza marittima, si era staccata dal nesso imperiale bizantino, debellò il problema endemico della pirateria, quindi svolge un ruolo di polizia nel vero senso della parola in area adriatica, e inizia ad avere rapporti con le comunità costiere istriane già nel X secolo. Successivamente, nel XII, vengono firmati i cosiddetti patti di Fidelitas, e quindi le comunità costiere si legano in maniera sempre più intensa e viscerale alla realtà lagunare. E questo è il primo passo che porterà alle future dedizioni del XIII secolo, e sorsero i primi problemi, perché dal 1209 e ancora prima il territorio istriano era feudo praticamente prima dei marchesi di Istria e poi dei patriarchi di Aquileia, e quindi l'azione svolta da Venezia fu vista dapprima come un'ingerenza e successivamente come un'usurpazione territoriale. Alla morte del patriarca Gregorio Montelongo nel 1269 si creò un grave vuoto di potere che favorì l'espansione della Repubblica di Venezia. Molti comuni sottoscrissero spontaneamente la dedizione alla Serenissima, ad iniziare da Parenzo, cui seguirono Umago, Cittanova, Montona. Venezia iniziò così ad installarsi in Istria. L'espansione fu graduale ma relativamente veloce. Via via furono assoggettate Capodistria, Isola, Pirano, Rovigno e Pola. Nella seconda metà del Trecento, Venezia estese i suoi domini anche su alcuni punti di notevole importanza strategica, con l'acquisizione di Grisignana e il castello di Raspo. Il 400 si apre con la crisi finale del patriarcato e con la Repubblica di Venezia che penetra nelle terre di pertinenza aquileiese.
L'Istria è così suddivisa tra Venezia e gli Asburgo. Con la fine del potere temporale di Aquileia in Istria ci sono due attori, la Repubblica di Venezia e la Casa d'Austria, però il confine non è netto nella penisola, il confine è indefinito ed è praticamente fomite di infinite discordie. La località di Piemonte d'Istria può rappresentare un esempio lampante della lotta di potere che si sviluppò nella regione istriana sin dal Medioevo. In quel periodo storico, Piemonte d'Istria si era trovata tra l'incudine e il martello. L'area difatti fu teatro di scontri fra la Repubblica di San Marco, il Patriarcato di Aquileia, i Conti di Gorizia e la Casa d'Austria. Quel castello rivestiva un ruolo strategico di prim'ordine, situato su una delle strade che dall'altopiano carsico scendono verso la pianura. Il caso di Piemonte è interessante perché viene infeudato praticamente a due famiglie veneziane importanti che acquistano il territorio per la somma di 7.500 ducati, sono i Contarini e i Grimani. Siamo nel 1530. È un territorio abbastanza ampio perché questo feudo ingloba anche la località di Visinada, la località di Castagna, di Bercenegla, invece un abitato che non esiste più, quindi dal punto di vista territoriale ha uno sviluppo piuttosto consistente. 2 anni più tardi, nel 1532, questi due gentiluomini, diciamo con lungimiranza, decidono, proprio per evitare successive discordie tra gli eredi, decidono in qualche modo di dividersi questo feudo e se lo giocano praticamente, giocano alla sorte praticamente, e la parte di Piemonte con le sue pertinenze finisce a Contarini e Visinada e il territorio invece circostante a Grimani, e questa situazione rimarrà tale fino alla fine della Repubblica. I Contarini appartenevano ad una delle più antiche e nobili famiglie della città di San Marco e annoveravano una notevole forza economica. In Istria riscontriamo diversi funzionari della Repubblica provenienti da questa casata, come ad esempio Sebastiano Contarini, podestà e capitano di Capodistria, e Giulio Contarini, provveditore nella penisola istriana. Il rapporto con Capodistria era molto stretto. Basti ricordare che ben 20 podestà della capitale della provincia veneta provenivano da quella famiglia, come pure 3 vescovi, tra cui Francesco Contarini, vescovo di Cittanova, nella seconda metà del 400. In tutta l'area istriana, dall'inizio, da Capodistria appunto, fino a Pola, praticamente c'erano molte ville venete che erano ovviamente proprietà dei patrizi veneziani, tant'è che ancora molti toponimi veneziani si intitolano a queste realtà locali. Parlando del toponimo Contarini, c'erano qui anche podestà Contarini, ma altri toponimi si riferiscono ancora a nomi di famiglie presenti nel Cinquecento. Oltre ai podestà, arrivavano qui da Venezia anche i medici, farmacisti, provveditori alla sanità. E anche c'era questo contatto con Venezia, anche i nostri giovani, i giovani delle famiglie nobili, frequentavano l'Università di Padova. Le strade ciottolate, il castello, gli antichi stemmi nobiliari ci ricordano il passato glorioso di Piemonte d'Istria, mentre i numerosi edifici, ormai ridotti a ruderi, ci raccontano la drammaticità della storia recente. Ci parlano di un abbandono doloroso di queste abitazioni e di queste terre,
da parte dei suoi abitanti. Infatti oggi Piemonte d'Istria è un paese quasi disabitato, a seguito dell'esodo di quasi 1000 persone alla fine della Seconda Guerra Mondiale, fuggite a causa delle persecuzioni del nuovo regime jugoslavo di Tito, che voleva eliminare la componente etnica di matrice italiana. Lo stravolgimento che c'è stato sul piano etnico ha confortato anche lo stravolgimento dal punto di vista economico, perché c'era lo spopolamento, davvero interi paesi sono andati a finire nella diaspora istriana in tutta Italia e naturalmente nell'emigrazione anche transatlantica, perché la pressione etnica era così forte che non potevano sopravvivere, questo era il punto. E fra i bombardamenti e fra quello che è avvenuto poi naturalmente con la realtà della slavizzazione assoluta, e questo ovviamente però ha portato e ha comportato l'assalto da parte di questa realtà veneta, latina comunque, che la strategia costruita a tavolino delle truppe di Tito voleva fare piazza pulita, come dicevo, voleva cioè togliere qualsiasi riferimento alla sponda orientale italiana dell'Adriatico. Ecco. In questo senso noi sappiamo bene quante sono state le pressioni perché venisse cancellata questa realtà, quanti hanno dovuto andarsene, e uno dei motivi principali era ovviamente la paura. Per quanto riguarda l'Italia, l'amputazione dell'Istria è stata una ferita grande. Tutto questo è stato un sacrificio enorme. Quante persone che hanno pagato da innocenti per questo sradicamento violento. A pochi chilometri da Piemonte d'Istria troviamo Grisignana, una gemma incastonata nelle verdi e rigogliose colline istriane. Il paese, una volta chiamato castello, emana un'atmosfera tipicamente medievale, con le case addossate una all'altra e una cinta muraria che circonda il suo perimetro. Con la conquista territoriale dell'Istria settentrionale e occidentale, Venezia deve organizzare anche la difesa del territorio. Grisignana svolge un ruolo importante, prima dal punto di vista strategico, è una podesteria diciamo piccola che ovviamente non può competere con i comuni podesterie delle città costiere, pensiamo a Capodistria o Pirano, che sono centri di produzione del sale, quindi centri che producono ricchezza, però dal punto di vista geostrategico e dei commerci svolge un ruolo di primaria importanza. Non dimentichiamo che il corso del Quieto è navigabile, quindi fin sotto Grisignana, fino a Porto della Bastia, e quindi il legname dalla foresta di San Marco, quindi siamo sotto Montona, e anche i prodotti diciamo della campagna vengono trasportati sulle imbarcazioni dal Quieto verso i porti quindi sulla costa adriatica e da lì verso Venezia. Pensiamo che tutta la legna da ardere che si utilizza a Venezia per secoli arrivava da quei territori. Da Grisignana si gode un panorama unico, che spazia dal mare Adriatico alle campagne dell'entroterra, con la cittadina di Montona che si staglia verso est. Perdersi per le viuzze di Grisignana è un piacere che poche altre località possono regalare, con i suoi scorci caratteristici e le piazzette d'altri tempi.
Ovunque sono evidenti i segni del ricchissimo patrimonio artistico e culturale che rimanda sempre alla Serenissima. La Porta Maggiore contiene stemmi di casate, podestà, capitani e provveditori veneziani come Pietro Dolfin, e poi la bellissima loggia veneta del 1577 con colonne in pietra calcarea. Altro edificio di pregio è il Palazzo del Podestà. Il Duomo di Grisignana, dedicato ai santi Vito e Modesto, risale al 1300. Fu poi riadattato nel 1770 in stile barocco. A fianco si trova l'alto campanile con torre a cuspide ottagonale in arenaria gialla. Oltre al patrimonio artistico afferente alla Serenissima, Grisignana detiene una particolarità unica che manifesta il forte legame con Venezia. È l'unico paese dell'Istria e dell'intera Croazia in cui, in base a fonti ufficiali dell'ultimo censimento, la maggioranza della popolazione si è dichiarata di madrelingua italiana, attraverso l'utilizzo della parlata istro-veneta. Io sono Claudio Stokovac, sono il sindaco di Grisignana, dunque comune dell'ex Buiese, a 68 km² di superficie e secondo l'ultimo censimento 736 abitanti. La maggioranza degli abitanti di Grisignana si dichiarano di nazionalità italiana e questo alla pari del 39%. La seconda popolazione è quella croata, dunque con il 29%. Però quando si parla della madrelingua, allora il 56% dichiara che la lingua madre è l'italiano, mentre il 36% dichiara di essere di madrelingua croata.